Cari ascoltatori, ben sintonizzati sulle frequenze modulate di Radio Bu, che vi ricordo trasmette da Oristano in corso Umberto 30 al numero telefonico 71677 con prefisso teleselettivo 0783. Ma iniziamo subito con le nostre trasmissioni, con una rubrica molto seguita, una rubrica alla quale voi tutti siete molto legati, ed è quella condotta dall'astrologa Giacinta, che è qui con noi. La rubrica è quella dell'oroscopo. Certamente, quella dell'oroscopo. Ciao Giacinta, come va? Va benissimo. Cos'hai da dire oggi ai tuoi ascoltatori? Dunque, io... Giacinta, per favore, siamo in diretta. Lo so, ma ho bevuto gasosa e ho da dire agli ascoltatori di stare molto... Scusate, ascoltatori, ma Giacinta... La gola gasosata. Ecco, è quello. Ecco, agli ascoltatori di seguire attentamente con carta e penna, prendere tutti gli appunti, perché questa cosa dell'astrologia serve. Certo, certamente. L'oroscopo, quindi l'astrologa Giacinta vi consiglia di seguirlo in maniera fedelissima. Attentamente. Perché ne va del vostro futuro. Esatto, perché chi non sta attento il futuro poi non lo sa. Certamente. Allora, siamo pronti? Sei pronta, astrologa? Sono prontissima. Molto bene. Allora, via la musica dalla regia e ascoltiamoci l'oroscopo dell'astrologa Giacinta. Ariete. Se tu bello vuoi restare, una crema devi usare ed avrai un gran successo se userai quella del cesso. Toro. Se è scritto dal destino che ti vibri l'intestino, trodia pure con furore ed aspira il tuo fettore. Gemelli. Se la pancia vi fa male, non è detto sia letale. Date retta allo zio Ronzo e cacciate quello stronzo. Cancro. Se col dito i culti netti, tosto in bocca poi lo metti. E così riman pulito carta, bocca, culo e dito. Leone. Se il tuo dente assai cariato, puzzerà senz'altro il fiato. Dunque aggiungi una trogiata, tanto l'aria è già inquinata. Vergine. State attenti al marocchino che vi dona il tappetino, poi racconto la freddura e vi spella la natura. Bilancia. Se ti senti molto stanca, non dormire sulla pancia, fai ricorso al tuo mestiere e respira col sedere. Scorpione. Se ti prude il deretano, non grattarti con la mano, ma fai dunque di mattina un lavaggio in varichina. Sagittario. Quando viaggi sul diretto, non andare in gabinetto. Sul binario defecato, molti treni han deragliato. Capricorno. Se tua moglie vuole amore, giorno, notte e a tutte l'ore, con pazienza e con decoro, accompagnala da un toro. Acquario. Se l'amore vuoi trovare, non ti devi più lavare. I tuoi piedi puzzolenti sono graditi ai cuori ardenti. Pesci. Se vuoi far bella figura, non forzare la natura ed esprimi a tutto spiano ciò che vuole il deretano. Bravissima, bravissima Giacinta, complimenti. Grazie. Vuoi fare un salutino ai tuoi ascoltatori? Ringrazio a tutti i miei ascoltatori, cioè a tutti gli amici e le amiche delle stelle, per aver ascoltato l'oroscopo che a loro farà tanto bene. Baci, bacioni a tutti, ciao. Ciao Giacinta, ciao, arrivederci. Bene, cari ascoltatori di Radio Bu. Passiamo a un'altra rubrica seguitissima, che è quella dell'arte culinaria, la rubrica di cucina, che è condotta come tutti i giorni, quotidianamente, dalla famosissima donna Letizia. A te Letizia. Allora, cari amiche della cucina, a tutte ciao. Naturalmente cucina a gas, o cucina a legna, cucina a carbone, le amiche di tutte le cucine e la vostra cara Letizia che vi parla per darvi i consigli della cucina, di cucinare cotta oggi e tutti i giorni insieme. Però oggi faremo un piatto molto speciale, sarebbe la carpa alla persiana. Dunque attenzione, si prendono 2 o 3 carpe da 7-8 kg, 8 kg e mezzo l'una, e allora si prende un gortello. Questo gortello con la mano destra o la mano sinistra è la stessa cosa. Si prende il gortello, si scatta bene bene la carpa e poi si squartera e si toglie la buttariga, se c'è buttariga, il lattante se ha lattante. Allora, una volta che abbiamo preso il gortello, che abbiamo scattato, che abbiamo sbuttarigato i
la carpa bene bene, si prende e si fa a fette, tagliata tipo fette, bene, allora lavata bene sotto l'acqua col sale, con l'aceto o come volete. Una volta che è bene lavata si impanna bene, una volta impannata poi si frigge, dopo che è fritta allora si prende, si prepara un sugo in agrodolce con i pomodori pelati o quello che capita in mano di tipo pomodori. E allora una volta che avete preparato il sugo in agrodolce mettete tutto quanto insieme e una volta che è tutto insieme fate sbollentare cuocendo un pochettino, poi togliete dal fuoco, avvolgete con un sacco bello di quei sacchi tipo sacco. Allora una volta che è bene raffreddato col sacco, allora sapete cosa fate? Vi avvicinate alla finestra, aprite la persiana e buttate fuori del tutto dalla finestra e così la vostra situazione è risolvita o risolsa, che dir si puolse, con le dove si pote e boh. Ringraziamo donna Letizia per questa splendida ricetta che ci ha fatto della carpa alla persiana. E andiamo avanti con i nostri programmi con una rubrica altrettanto interessante che curo io personalmente vista la mia professione, e si tratta appunto della rubrica medica. E come tutti i giorni sentirò appunto dei vostri problemi telefonicamente. Vediamo un pochettino chi chiama oggi. Ecco il telefono squilla, vediamo di chi si tratta. Pronto? Pronto? Buonasera signora. Buonasera. Come si chiama? Maria Pireddu. Senta signora Pireddu, quali problemi la affliggono? Io sento che lei ha la voce flebile, molto debole. Cosa è successo? Sì, diciamo che oltre ai soliti acciacchi che ho, insomma c'è una cosa che gli volevo confidare. Senta signora Pireddu, quanti anni ha lei? Io ne ho 47. Ah, ecco, un mammifero di sesso femminile di 47 anni. Mammifero tipo vacca? Beh, insomma, diciamo sì, anche le vacche sono mammifere. Mi dica, signora, qual è il suo problema? Il mio problema è un problema, siamo alla radio, vero? Sì, signora, ma non si deve preoccupare. Dritti nella radio, vero? Sì, siamo in diretta anche, signora. In diretta, sì, dimenticavo sì. la parola. Ma non si preoccupi, non deve avere falsi pudori. Qui alla radio noi siamo tutti una grande famiglia. Radio Bu appunto è costituita da una grandissima famiglia. Lo so, però sono cose di sotto, capito? Il suo problema glielo posso dire io? E dica, dai. Sono le emorroidi o le ragadi. No, quella è a sorridua, ignorante, no, per favore. Per favore. Insomma, quello che gli volevo dire io è che sono una donna molto fuocosa. Ah, beh, bene, è un pregio, signora. Un pregio, non è una malattia. No, ma no, essere, diciamo, da un punto di vista sessuale, essere vivi, svegli, diciamo. Svegli, ma troppo sveglia però. Ma in che senso, signora, mi dica? Non lo so, vede, di notte con mio marito facciamo 7 volte. Se lo vede sembra uno straccio per lavare per terra. Non ho capito, scusi signora, forse lei ha dei rapporti di carattere, diciamo pure sessuale. Ah, così dite voi? Così, dei rapporti sessuali. Lei copula 7 volte per notte con suo marito. Sì, facciamo molto scopulamento noi, infatti. Mio marito non ce la fa più a scopulare, se lo vede è tutto scopulato, sembra uno straccio. Ma dico, suo marito resiste, e quanti anni siete sposati? Siamo sposati 22 anni. E da 22 anni a questa parte lei 7 volte per notte. Io non ho finito, 7 volte la notte, la mattina 4 volte. Come la mattina? E poi pomeriggio altre 3 volte. Insomma, io secondo me credo di essere malata. Ma senta signora, mi deve un pochettino aprire quella che è la sua psiche. Aprire che cosa? Me la apra, signora. Più di come è aperta, per carità, guardi, cambi discorso. Oia. Signora, lei me lo deve tirare fuori proprio. Ma la concia. No, guardi, per favore, cambiamo discorso. Dicevo, signora, lei mi deve spiegare esattamente quali sono, cioè lei è soddisfatta quantomeno dopo tutti questi rapporti che bene o male sono 15? Sì, io già sono stifata, è mio marito che non ce la fa più e io credo di essere malata, veramente. Ma le basta quello che le dà suo marito? Beh, non è che mi basti molto, non basterebbe. Ecco, lei potenzialmente che cosa vorrebbe farsi, signora? Cosa vorrei fare? Non lo so. Cioè, quante volte copulerebbe durante il giorno, durante l'arco delle 24 ore? Dunque io copulerei anche 24 volte su 24. Cioè, lei ha necessità di un rapporto all'ora? Sì, uno all'ora e uno adesso. No, signora, ha mai tradito suo marito? Sì, l'ho tradito. Oh, ecco, e mi dica, quando, in quali circostanze? È venuto uno vendendo tappeti. Un marocchino, magari? No, non lo so di dove, non ho neanche chiesto, l'ho usato e basta. In che senso l'ha usato? Cioè, ci siamo usati a vicenda, mi ha lasciato un tappeto e se n'è andato. Come, non ho capito, lei si è prostituita, signora? No, me l'ha regalato, mi ha detto, questo è per te.
Ho capito, ma com'era questo tizio, questo individuo? Era alto, spalle larghe, aveva baffi, mustazzo bello. Ho capito. E poi quando faceva l'amore diceva abracadabra, cioè ti piace il pago. Signora, da questa malattia veramente ci si esce raramente perché è una cosa congenita. Io sono sicuro che lei, tra i suoi ascendenti di sesso femminile, per esempio tra sua madre e sua nonna, avrà sicuramente dei precedenti. Sì, mia nonna. Si immagini che da ragazzina la chiamavano su Bibizziri Bringiu. Era una grande copulatrice, si immagini ha avuto 18 figli. Lei, signora, è affetta da ninfomania, insomma, lei è una ninfomane. Ah, ecco, senta, me lo può scrivere in un pezzo di carta che glielo voglio imparare a mio marito, perché lui a me mi chiama Bagassa. L'unica cosa che le posso suggerire è questa: o il nome di un sessuologo di chiara fama, oppure l'indirizzo di una caserma, rinomatissima caserma dei granatieri di Sardegna, che molto probabilmente sono le persone più adatte per risolvere a fondo, e dico a fondo, quello che è il suo problema. Ancora tante belle cose, signora. Chiudiamo il telefono e vediamo se c'è qualcuno in linea. Eccolo qua, il telefono già squilla. Pronto? Pronto? Pronto, chi parla? Sono Dustin Pistis. Chi è, scusi? Pistis Dustis. Cioè, lei si chiama Dustin, il nome di battesimo è Dustin. Dustin, sì, Come signore. Dustin Hoffman. Infatti la mia famiglia era tifosa di quell'attore, vedevano tutti i film di quell'attore, e allora quando sono nato io mi hanno messo questo nome. Ah, lei è giovane, quindi quanti anni ha? 63 anni. Ho capito. Senta, signor Pistis, perché ci telefona? C'ho dei problemi, E che problemi ha? non lo so se lo posso dire. Certo che lo può dire. Ma non lo so, perché lei non sa cosa devo dire. Se sapesse cosa devo dire, forse lei mi direbbe non lo so. Ma scusi, io non lo so cosa lei deve dire. Se lei non me lo dice, come faccio a saperlo? E allora lo saprà, perché adesso glielo dico. Oh, me lo dica, su. Però c'ho paura di dire, sì. No, non pianga, su, lo dica, arrivi subito al quid. Aspetti poco a poco, ascolti. Io ho un problema. Ho paura di essere un cane. E questo è il suo problema. Sì, signore. Ma scusi, da che cosa lo deduce? Che cosa glielo fa supporre di essere un cane? Guardi, ci sono troppe cose che me lo fanno deducere. Cioè, per esempio? Non so, ad esempio, io vado a letto la sera, no? Sì. Mi metto a letto, mi corico. Sì. Prima mi spoglio, naturalmente, mi corico sopra il letto, dormo. Quando a un certo punto sento chiasso. Come il chiasso? Chiasso fuori. Ah. Macchine che passano, roba di chiasso, così esco fuori abbaiando e rincorro le macchine, morsico i parafanghi. Ma sta scherzando? No, non sto scherzando. Vabbè, quello può essere un raptus temporaneo da rumore. No, non è vero, perché non è solo quello. E poi che altro c'è? Cioè, esco in cortile, mi metto a rincorrere farfalle, faccio buchi per terra, insomma tante cosettine che proprio mi danno da pensare che sia un cane. In fin dei conti il cane però è il migliore amico dell'uomo. Che problemi ha, scusi? Ma vede, io il fatto che non so di chi essere amico. Come? Ad esempio, altri sintomi che gli posso dire io, Sì. quali sono? D'estate mi riempio di zecche. E allora? La cadranca la conosce? Sì, vabbè, ma quello è, diciamo, purtroppo, evidentemente lei sta molto in campagna e quindi tante volte ci sono questi animaletti che... animaletti. E le pulci, allora chi le lascia? Va bene le cadranche, ma le pulci? Anche pulci. Anche pulci. E poi non è che le ammazza come fanno i cristiani, che le mettono in mezzo alle unghie e le ammazzano. Io invece mi gratto proprio come i cani, tipo suonamento di chitarra, è lì il discorso. Ho capito, senta signor Pistis, ma io non sarei così preoccupato, in fin dei conti... E cosa non sarei preoccupato? L'altra notte, ad esempio, c'era luna piena, sono uscito in cortile. E cosa ha fatto? E faceva insomma. Certo, Mi hanno tirato una pietra dall'altro cortile. Sono cose scoccianti. Senta, signor Pistis, le ripeto, questo non è un danno grave. Lei si deve convincere, si deve persuadere di non essere un cane, capito? Poi vede, c'è un'altra cosa, mi prende un dolore alla testa qui, mi si stringe il cervello, proprio dolori fortissimi. E allora? E ho paura di essere un cane io. E ha paura di che cosa, però? Di essere... Di che cosa? Di impazzire. Come impazzire, Di scusi? impazzire, Cosa sì, c'entra signore. il dolore alla testa con l'impazzimento? Sì, e se fossi un Doberman? Ah, ho capito, signor Pistis, signor Dustin. Lei sostiene di essere un Doberman e quindi come una buona parte dei Doberman
Signor Pistis, non riesco a parlare se lei piange. Adesso mi calmo, grazie. Dicevo, come buona parte dei Doberman, arrivati a una certa età, impazziscono. È vero, è questo che volevo rifare io. Ma senta, signor Dustin, e questo da molto tempo le succede? Sì, è da quando ero cucciolo. Ai ai ai, signor Dustin Pistis, se è così io non so proprio cosa dirle. Le posso dare un unico consiglio prima di chiudere il telefono, in quanto dobbiamo andare avanti con le nostre trasmissioni. Il mio consiglio è questo: lei stia tranquillo, il fatto di essere un cane non è una cosa reale. Comunque stia tranquillo, si metta a cuccia e faccia da bravo. Bene, cari ascoltatori, andiamo avanti. Abbiamo qui con noi un personaggio veramente eccezionale. Noi ci onoriamo qui a Radio Bu di averlo ai nostri microfoni, perché si tratta del sindaco, il nostro sindaco che è qua per lanciare un messaggio a tutti i suoi compaesani. Buonasera, signor sindaco. Buongiorno a tutti. Come va? Va veramente bene, anzi diciamo che non va bene perché c'è qualche cosa che va male. Ecco, signor sindaco, io le passo completamente il microfono e lei parli pure a tutti i suoi concittadini. E lei però mi stia vicino perché sono molto arrabbiato, vedete su che mi entra da mouse al rogo tutto. Ma cosa è successo? È successo una cosa importante. Parli pure. Posso parlare alla mia popolazione? Certamente, signor sindaco. Paesani del mio paese, attenzione! È il vostro sindaco che vi parla. Voi sapete che il nostro paese è diventato molto importante per l'aver trovato l'acqua buona di bere tutti quanti, e l'acqua nostra è diventata famosa in tutta la zona nostra, e questo ci fa piacere, a me, a lei e a te, giusto? Giusto, signor sindaco. Oh, una cosa molto importante, a Puscipiu, cade Sabina de Acanta, gente un po' infiltrona, si dio in TV Rai s'acqua. E questo penso che non sia una cosa molto bella. Un momento solo che vi spiego tutto. Però, siccome il vostro sindaco non è dormito, è molto sveglio, diciamo, Deus acqua, prima di radunare ai gussus, sapete che cosa faccio? Deus acqua di vongu, fogu, cioè di vongu, fogu e basta. Cittadini, vi ringrazio per avermi ascoltato e ricordatevi che il vostro sindaco non lo frega nessuno. Grazie per avermi fatto parlare. Grazie a lei, signor sindaco. Grazie. È stato molto gentile di essere intervenuto. La ringraziamo veramente. Arrivederla e un saluto a tutti i miei concittadini. Cari ascoltatori, a questo punto abbiamo un personaggio che a voi tutti è molto caro e effettivamente molto simpatico. Non mi dilungo molto per presentarlo perché il suo nome è famosissimo. Abbiamo qui ai microfoni di Radio Bu niente poco di meno che Tore Mitraglia. Ciao Tore. Ciao a tutti e ciao anche a lei, arrivederci, me ne sto andando. Come Mitraglia? Non sei manco arrivato, già te ne vai. Me ne sto andando perché è successo un disastro in casa di mia sorella. Ah, mi dispiace, è successo un... Sì, un patatrac brutto, una cosa. Accidenti, ma è cos'è? Qualche incidente, qualche lutto? No, non è né lutto né incidente, è peggio di un incidente. Addirittura? Quasi come un lutto. Accidenti. Un accidente veramente. Ma che cosa è successo? Cosa è successo? Non glielo posso dire, guardi, e non ci crede, ce l'ha un goccio di vino, ce l'ha gola asciutta, per favore. Ecco, qua c'è... Ecco qua. Grazie. No, Mitraglia, non bere così però. C'ho troppo sette. E allora, cosa è successo? Non mi tenga sulle spine. No, non è questione di spine, mio nipote sta male. Non mi tenga sui carboni ardenti. Guardi, mio nipote sta veramente male. Ma cosa gli è successo? Non glielo posso neanche dire. Ma scusi, me ne sto andando, guarda, me ne sto andando. Ma no, aspetta un attimo, Mitraglia, che me ne sto andando? Mio nipote ha ingoiato una moneta da 500 lire. Una moneta da 500 lire? Una moneta da 500, è pericolosissima. Accidenti, me lo posso immaginare. È pericolosissimo. E poi quello che è più brutto, le sta facendo tutte a monete da 50 e a monete da 100. Cioè il culetto mi scrive sempre un salvadanaio. Mi tocca andare immediatamente. Ma perché tutta questa fretta di andare se il fatto ormai è già fatto? Il ragazzo ha ingerito questa moneta. Sì, signore, sì. Diciamo ha defeccato. Sì, è defeccato. E allora lei che cosa ci fa adesso? Devo andare per recuperare perché le 500 lire erano le mie. Ma Mitraglia, ma per favore, ma mi faccia... Arrivederci, io me ne vado. Vabbè, almeno saluti il suo pubblico. Ciao pubblico, scusate, i soldi mi attendono. Arrivederci Mitraglia, ma cosa da pazzi, ma quello che si deve avere. Io vi chiedo veramente scusa, gentili ascoltatori, per questo intervento di Mitraglia, ma andiamo avanti pure con le nostre trasmissioni. Ma ecco, sento che il telefono squilla, vediamo un po' di chi si tratta. Pronto? Pronto? Pronto, chi parla? Sono il signor Giorgetto. Ah, salve Giorgio, cosa c'è?
Sono Giorgetto da Pirri, abito a Cagliari. Ho capito, signor Giorgio Di Pirri. E in che cosa possiamo esserle Sì, utili? Di Pirri, ma abita a Cagliari. Allora, buongiorno, signor Giorgio Di Pirri, che abita a Cagliari. Senta, voglio fare una dedica alla mia fidanzata, che lei abita al 7° piano e io al 5° piano dello stesso palazzo. Ah, dello stesso stabile, quindi siete vicini di casa. Sì, siamo vicini e fra non molto abiteremo nella stessa casa. Ah, convolerete giuste nozze. Ho capito. Sente, vi conoscete da molto con la sua fidanzata, Da Giorgio? quando eravamo minorenni. Ah, ho capito. E come si chiama la sua bella? Maria, Maria. Allora, cosa vuole dedicare a Maria? una canzone dei Camaleonti. E come si intitola questa canzone? È l'ora di fare l'amore. Ah, Why the Shield of Pale. Sì, è l'ora di cercare i peli. Vuole aggiungere qualche altra cosa alla dedica? Alla dedica, Cosa vuole siccome aggiungere? lei sta ascoltando, voglio aggiungere una cosa. Dica pure. La dico nel nostro dialetto che lei Sì. mi capisce al volo. Maria! Bagarini smurando se calabasci che di tempo questionai. Che cosa vorrebbe dire questa? Sono frasi d'amore sicuramente. Sì, affacciati alla finestra che ti guardo nelle pupille degli occhi. Ho capito. Allora la ringraziamo per averci telefonato, signor Giorgio, e mi raccomando, guardi fisso negli occhi la sua Maria e pensi a noi. Stia tranquilla, sarò sempre fisso. E andiamo avanti con le nostre trasmissioni con un'altra rubrica curata dalla famosissima donna Letizia, una rubrica seguitissima anche questa, la rubrica di Galateo che è denominata Sgrezzati o Grezzo. Allora, rispondiamo oggi al quesito della signora Zoncu Maria disperata che così ci scrive da Parducaca o Parduacasa. Qui non si capisce bene. Allora, cara donna Letizia, così ci scrive: ho un grave problema. Mio marito, quando siamo a tavola, come preso da un ratto, sì, tra una portata e l'altra, si entra i diti nel naso, se li fruga e li vuota e fa pallottoline e li attacca sotto il tavolo, sopra i tovaglioli, sopra mio nonno. Insomma, io non riesco a resistere questa cosa. Che cosa mi consigli o mi suggerisci? Cara Maria disperata, non ti disperare più. La soluzione è semplice, infatti prima di andare a tavola basta sottoporre a tuo marito una breve ma efficace operazione. Basta infilargli nei buchi delle narici del naso, dentro proprio ai buchi piccolini del naso, lo stupone del cesso e fregare fortemente, con forza. Ecco che avremo così delle narici pulite e disiscrostate senza né toppie né madrone. E così la tua situazione è risolvita o risorsa, che dir si volse, con le dove si pote. E boh. Ringraziamo sentitamente donna Letizia per questo suo splendido, importantissimo intervento di Galateo e a questo punto passiamo a una rubrica molto seguita soprattutto dalle nostre ascoltatrici. Infatti abbiamo qui in studio l'esperta di quelli che sono i problemi di bellezza, quindi chi vuole telefonare per sottoporci qualche quesito inerente diciamo alla cura del viso, alla cura del proprio corpo, può farlo tranquillamente. Ecco che già il telefono squilla, vediamo un pochettino di chi si tratta. Pronto? Pronto? Pronto, una voce maschile, chi è? Pronto, sono il signor Tonteddu. Ah, signor Tonteddu, buonasera. Buonasera. Ma come mai lei ci chiama per la rubrica di bellezza? Perché ho avuto da poco dei contatti femminili e allora praticamente, insomma... Ah, lei è un impenitente playboy, come al solito, una fama veramente consolidata. Ascolti, bando alle ciacere, volevo dire una cosa. Io da poco mi sono fidanzato, cioè non è proprio un fidanzamento ancora ufficiale. Ai, anche un viver come lei, diciamo, ha dovuto cedere le armi, Ma vero? quale cedere le armi? Ancora non è concluso l'affare, diciamo. Ho Sono capito. in questioni. Io ho trovato questa ragazza di seconda mano. Ma in che senso di seconda mano? Cioè io ho parlato con la mamma di questa ragazza, ancora io con la fidanzata non ho parlato perché noi abbiamo ancora usanze... Ah, quindi è una donna sarda, diciamo. Sì, sarda. Dopo che lei ha sfarfalleggiato per la Francia, per tutta Certo. Europa, donne e boi dei paesi tuoi, vero? Soprattutto i bui. Ascolti, volevo dire una cosa. Questa ragazza non è una ragazza molto bella, però la mamma mi ha detto che se la porto a un ufficio di bellezza o robe di questo genere dove fanno queste riparazioni, no? Ho capito, sì. Che può uscire una cosa abbastanza carina. Ho capito, quindi praticamente, ecco, lei ce la dovrebbe descrivere questa donna per capire un pochettino quelli che sono i problemi inerenti alla sua personalità. Ecco, io gliela provo a scrivere così, come mi viene.
Dunque, non è molto alta, di altezza avrà un 53, un 54. Altezza insomma. media, diciamo. Altezza sì. media, ecco. Media è l'altezza. Sì, è un'altezza va buona. bene. Solo che guardandola in faccia, Sì. gli occhi non si vedono molto, sono coperti da queste sopracciglia molto fitte che c'ha nella faccia, no? Diciamo un po' di peluria. Un po' di peluria, molta peluria, peli tipo zurde di maiale, non so se... Ho capito, ma donna baffuta è sempre piaciuta. non lo so, ma qui è tutto baffi la cosa. Poi c'ha gli occhi molto attaccati e ricoperti sempre dalla stessa peluria. Scendendo più in basso, C'è la bocca. beh, si dovrebbe trovare la bocca, solo che la bocca non si vede perché è coperta ancora da questi baffi ammucchiati. Da questa peluria, Da abbiamo detto. Ecco, quando lei fa il sorriso, Sì? quando sorride, è un disastro. Come un Si disastro. vedono questi specie di denti di cinghiale, Ho capito. con tutti questi vermicelli di formaggio, che gli piace molto il formaggio marcio, no? E la mia paura, sa che cos'è? E cos'è? Siccome abita in posto di montagna, sia lei che io, e ho paura che se esce a passeggio in campagna, che me la sparino in tempo di caccia. Ah, ho capito. Quindi effettivamente avrebbe bisogno, diciamo, di una buona sgrezzata. Sì, di una grande sgrezzata. Poi, se vogliamo andare ancora più in basso, Sì. ci sono le spalle, E che come- in conformo all'altezza Sì. non torna il conto, capito? Perché? Perché lei vede praticamente una specie di armadio viaggiante. Ah, è molto grossa. Molto grossa, molto larga di spalle. Poi scendendo ancora più in basso, Sì? dovrebbe avere i seni. Sì, e allora? E non ne ha. Ehi, è tutto seni. Ah, è diciamo una donna con molte curve, sempre Ma che stata- curve? È tutta una curva, è una curva unica e basta. Ah, ho capito. Beh, non- Poi ancora andando più in basso c'ha i fianchi. Sì, come? Tipo, com'è che si dice? Non lo so. La celluloide, com'è che si Ah, no, la cellulite. c'ha Ah, questi cuscini. diciamo ha appunto un cuscinetto di cellulite. Cuscinetto però tipo un materasso. Ah, ho capito. Tipo un materasso che gli rimane insomma specie di pancia alla zuaffa. Ecco, ho capito. Senta, signor Tontedo, c'è un problema. Io mi domando, ma perché si è scelta una donna così? Ma io non è che l'ho scelta, io sto contrattando con la mamma. Siccome facciamo scambio merci, io alla mamma praticamente se prendo sua figlia gli devo dare 8 maiali, 2 vacche e 2 buoi. Ho Capito? capito, ho E capito. quindi insomma se adesso vediamo un po', se voi riuscite a sgrossarla. Ho capito. Adesso guardi, signor Tontedo, io l'unica cosa che posso fare è farle parlare con la nostra esperta, la famosa visagista Teresa, che è qui con noi. Ecco, ciao Teresa. Ciao. Oh, Teresa, molto bene. Hai sentito il problema del nostro ascoltatore? Sì, praticamente ho sentito e diciamo che la cosa è abbastanza presa in una maniera molto brutta. Cioè, un po' complesso come Sì, problema. troppo complessa. Diciamo che si potrebbe fare qualcosa, ma occorrono anni di lavoro. No, il signor Tontedo avrebbe bisogno di qualche cosa di drastico. Io vorrei qualche cosa più drastica. Ecco, Sì, si potrebbe... che cosa suggerisci? C'è in Sardegna un centro specializzato? C'è a San Gavino. A San Gavino, ecco signor Tontedo, a San Gavino. Allora mi va molto bene, anche vicino. Cosa c'è? Qualche istituto di bellezza? No, diciamo che c'è la fonderia Sarebbe? su Scalatorio. Bene, con questo io ritengo che il signor Tontedo abbia completamente risolto quella che era il suo problema. Ringraziamo appunto la nostra Teresa di aver partecipato. E passiamo subito a quella che è una finalissima di una rubrica che noi veramente il fiore all'occhiello di Radio Bu, è la rubrica culturale che ha visto settimane e settimane di eliminatori. Abbiamo in linea il signor Puggioni, finalista di questo concorso culturale. Signor Puggioni, buonasera, come sta? Buonasera, sto benissimo. Ecco, è là con il suo socio, diciamo, con quello che la suggerirà. Sì, col mio suggeritore qui, Pinuccio. Ho capito. Bene, a condurre questo quiz è qui con noi il famosissimo luminario in scienze naturali, professor Joseph Poe. Buonasera, professore. Buonasera. Come sta? È un po' acciaccato, diciamo.
però sempre in forma. Sempre in forma, è vero, il nostro professor Po. Senta, professore, siamo giunti qui all'ultimo atto di questo suo meraviglioso programma che ha visto spiegazioni su tutto il mondo animale, su tutta quella che è la natura in genere. Vogliamo partire con il quiz per il nostro concorrente che vincerà un viaggio alle Bahamas per 2 persone nel caso azzecchi la risposta esatta? Certo, io sono pronto a dare il quiz. Molto bene. Senta, signor Pugioni, lei è pronto? Sono prontissimo. Allora, prego, professore. Dunque, nel meraviglioso mondo delle galline, lei saprà che abbiamo diversi tipi di parto. Ecco, lei mi dovrebbe dire quali sono questi tipi di parto. Ha capito, signor Pugioni? Ho capito perfettamente. Aspetti che mi sto consultando col mio suggeritore. Allora, nel mondo delle galline, quanti tipi di parto si conoscono? Dunque, abbiamo già trovato. Praticamente abbiamo diversi tipi di parto. Esiste il parto normale. Bene, professore, giusto? Molto bene, sì. Poi che parto conosce? Com'è questo parto normale, innanzitutto? Il parto normale praticamente è quando l'uovo si presenta dritto in posizione giusta, che non ci sono ostacoli. Professore, conferma? Confermato. Molto bene, allora vada avanti, signor Pugioni. Poi Abbiamo il parto cesareo, che sarebbe quando l'uovo si trova messo di traverso. Molto bene. Allora bene. c'è l'intervento dell'uomo, no? Così? Sì, praticamente se l'uomo vuole intervenire bene, se no si rompe l'uovo e non fa niente lo stesso. Professore, è giusta questa risposta? Beh, sarebbe giusta, però è giusta. Molto bene, allora vada avanti, signor Pugioni. Poi abbiamo il parto gemellare, quando la gallina porta dentro di sé nell'ovaia 2 uovi. Professore, cosa ne dice? Diciamo che è giusta anche questa. E poi ci sono altri tipi di parto che lei conosce? Ma veramente... Aspetti un attimo che mi consulto col mio... Parto anale. Ecco, abbiamo il parto anale, così dice il mio suggeritore. Parto anale? Parto anale? Ma è possibile questo parto anale? Non si è mai visto. Ai, non risulta al professor Poe che esista un parto anale. Ecco, Esiste. le faccio un esempio almeno, giusto, professore? Sì, esiste. Tant'è vero che da quel parto determinò la nascita di questo stronzo che me l'ha suggerito. Io penso che così possiamo chiudere la nostra trasmissione, veramente, il nostro quiz, perché lei ha perso il viaggio alle Bahamas. Facciamo salutare il professor Poe a tutti i suoi ascoltatori, che sono tantissimi. Professore, cosa vuol dire? Mi dispiace moltissimo per il concorrente Pugioni, ma si dovrà accontentare di un viaggio molto più vicino. Magari a Palma di Maiorca. No, io penso che va a Palma Sarborea. Sempre spiritosissimo il professor Poe. Bene, archiviamo il quiz culturale per passare a un'altra rubrica che ha un seguito veramente vastissimo. Io vedo già nella cabina che ci sorride e ci saluta la telefonista che ci è stata prestata gentilmente da Portobello, vista la pausa forzata. Si tratta della bellissima Goccia di Sudore. Stiamo parlando appunto della rubrica Fiori d'arancio. Ecco, vediamo se c'è qualcuno tra il pubblico che ha bisogno dell'anima gemella, che cerca, diciamo, il partner per un matrimonio, può telefonare. Ecco il telefono che già squilla. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Di chi si tratta? Sono la signorina Ausilia Ausilia? Porru. Ausilia Porru. Bene, signorina, è pronta per fornirci la sua scheda anagrafica? Certo che sono pronta. Allora, lei è nata? Sono nata il 20 marzo del 33. Del 33. È alta? 1,01. Senza attacchi però, 1,01. Peso? Peso 151, senza attacchi e stomaco vuoto. Seno? Molto grande. No, ci dica la misura del seno. Ah, mi scusi. 100. Vita? 151. Bacino? Enorme. No, signorina Porru, ci deve dire quanto è grande il suo bacino. Ah, scusi, 125. Bene, abbiamo quindi tutti i dati della signorina Porru, che ripetiamo è alta 1,01, peso 151 kg, il seno 100, vita 151 e bacino 125. Allora, signorina Porru, vuol dirci quali sono i requisiti del suo novello sposo, di colui che lei vorrebbe incontrare per
scopi coniugali? Guardi, io sono un po' difficile. Io vorrei che avesse la faccia Alain Delon, Alain Delon. altezza almeno 1,87 m, Poi? fisico alla Fabio Testi, peloso come Lucio Dalla e virile come Nenè. È virile come Nenè. Sì. Ho capito. Sa questi negretti. Ma che cosa l'attira di più, maggiormente in un uomo, signorina Porro? Tutto. Diciamo che se ha tutti questi requisiti ho tutto quello che c'è in giro. Ho capito. Senta, signorina Porro, mi stanno facendo cenno che già c'è una telefonata per lei. Oh, grazie, corro. Speriamo che sia peloso. E poi altro augurio, così volante, signorina Porro, prima di chiudere. Speriamo che sia peloso come Lucio Dalla. E poi... Che sia virile come Nenè. Virile in che senso, signorina Porro? Virile. Signorina, vada. Virile. Bene, la signorina Porro corre velocissima, cerchiamo di ricomporci perché veramente è un'emozione dietro l'altra qui a Radio Bu. Bene, ricomponiamoci, gentili ascoltatori, e passiamo a un altro argomento che vi sta molto a cuore. Abbiamo qui in studio la dottoressa Aurora. Buonasera, dottoressa. Buonasera. È esperta chiaramente in psicologia e risolverà quelli che sono i quesiti della rubrica del cuore, cioè tutti coloro i quali hanno problemi sentimentali possono telefonare qui a Radio Bu al 71677 prefisso 0783. Signorina dottoressa Aurora, è pronta? Sono prontissima. Molto bene, allora vediamo se il telefono squilla. Eccolo qua, il primo ascoltatore che ci telefona per quesiti di cuore. Pronto? Pronto? Buongiorno, chi è lei? Sono Armando. Buongiorno signor Armando, lei ha problemi? Certamente che ho problemi. Ecco, c'è qui la dottoressa Aurora, tutta per lei. Senta, mi dica che tipo di problemi c'ha, per favore si sbrighi che abbiamo fretta perché ci sono tanti altri spettatori che devono parlare dopo di lei, si sbrighi per favore, si sbrighi perché sennò chiude il telefono. No, stia calma. Ma se questa capra qui non mi lascia parlare, che cavolo devo rispondere io? Per cortesia, modi di termini, signor Armando, non è una capra, è la dottoressa, la psicologa Aurora, è famosissima. Guardi che capra sarà sua sorella, ignorante. Allora, Guardi che capra sarà lei, per favore, o si calma, se no gli sbatto il telefono in faccia e me ne vado. Su, ricomponiamoci. Signor Armando, venga al dunque, al suo problema. Dunque, io ci volevo dire una cosa. Mi sente quella là? Sì, che la sente. Certamente, non sono sorda. Allora, ci volevo dire che io ho un problema molto brutto. Il problema mio è questo, che io sono sposato e ho 2 figli, solo che un figlio mi risulta che è mio, l'altro non mi risulta. In che senso? Diciamo, nel senso che io, quando, diciamo, prima di avere il secondo figlio, ero partito fuori. Ah, lei è andato via. Sono partito fuori, a un certo punto sono rimasto fuori quasi 1 anno e mezzo. E allora? Rientro a casa e trovo mia moglie con un bambino in braccio, però... E cos'è che le ha fatto scattare il meccanismo del dubbio, di questo dubbio atroce? Beh, diciamo che in un primo tempo io, insomma, credevo che fosse un figlio mio, così, però guardandolo bene questo bambino era color cioccolato. Cioè era un negretto. Un bambino di colore. Negro. Negro. Ho Io capito. sono andata a chiederti a mia moglie, ci ho detto, senti un po', qual è il meccanico che l'ha montato questo bambino qua? Chi è che l'ha fatto? E lei mi ha detto che l'aveva fatto lei assieme a me, però a me non mi risulta, io non ho bevuto mai né fondi di caffè, non ho mai mangiato cioccolato, insomma queste cose qua a me non me le doveva dire. Ho capito. E sua moglie lei gli avrà chiesto il perché, il per come di questo fatto misterioso. Certamente, io te l'ho chiesto e lei gli ha dato una spiegazione. La spiegazione che ha dato lei è questa, dice che un giorno era seduta vicino alla porta e stava allattando il bambino. È passato a un certo punto un camion, Sì. Questo camion ha sbattuto contro una bicicletta. E allora praticamente questo spavento a mia moglie ci ha fatto andare via il latte. E allora? Allora dice che ha preso il bambino, l'ha portato a una donna che abitava vicino a casa, una signora negra, non so come si chiami, Monculla, non so chi cavolo sia questa qua. E dice che ci ha allattato il bambino questa donna negra. Il contatto di questo latte praticamente avrebbe fatto diventare il bambino negro. Secondo me la cosa non sussiste. Secondo la psicologo, che cavolo si chiama, potrebbe essere... Ecco, la parola, o meglio il microfono è a lei, dottoressa Aurora. Cosa ne pensa di questo fatto? È possibile che la pigmentazione... Dunque, la pigmentazione, cosa vuol dire pigmentazione? Cioè il colore della pelle. Ecco, la pigmentazione praticamente potrebbe essere causata da 1000 cose che ancora non sappiamo. Dunque, lei mi dovrebbe rispondere a una cosa. Lei, quando era piccolo, è stato allattato, diciamo, da sua mamma o è stato
allevato a Bibirone? Ecco, questo è il quesito che sicuramente ha un'importanza fondamentale. Signor Armando, vuol rispondere? Lei è stato svezzato con latte materno oppure appunto tramite latte artificiale o che ne so? Dunque, diciamo che io mi ricordo bene, poi me l'ha raccontato anche mia mamma, io sono stato allattato praticamente col biberone, cioè con latte di vacca. Ecco, allora diciamo che a causa di questo latte di vacca lei è diventato cornuto. Ecco, io la ringrazio, signor Armando, la nostra psicologa ha chiarito perfettamente questo arcano. Vediamo un altro nostro ascoltatore se ha dei problemi, se ha delle cose da sottoporci. Vediamo un pochettino. Pronto? 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 Chi parla? Sono il signor Aresti di Terrarba. Ah, buongiorno signor Aresti. Ci dica, quale problema vuol sottoporre la nostra psicologa, la dottoressa Aurora? Dunque, praticamente c'è successo una cosa. Non so se in questa trasmissione si può dire. Sì, qui si può dire tutto, signor Aresti. Vero, dottoressa? Certamente, cercate di sbrigarsi perché ci abbiamo di fare morto. Oh, molto bene. Allora, signor Aresti, Allora, volevo dire una cosa. Io ho un problema di cuore. anche lei. Sì, diciamo che c'è stato una specie di tradimento in famiglia. In che senso, signor Aresti? E non so, quando lei si trova la moglie incinta e non sa perché. Ecco, ma vada al dettaglio un pochettino. Dunque è capitato che io sono stato lavorando all'estero. Anche lei era emigrato, un caso analogo a quello di prima. Sì, ero lavorando all'estero, Sì? lavoravo in Francia. E allora? E allora è capitato che io, come si fa sempre, si scrive alla moglie, si manda, non so, i saluti, si manda la fotografia, si manda la... Certo, qualsiasi cosa, i Insomma- pensieri d'amore, le riflessioni sugli umori, gli stati d'animo, certo, uno sfogo in un certo senso. lo no? sfogo non fa mandarlo in lettera. Eh. E allora diciamo che gli mandavo tutto il mio affetto, lettera a lettera. Ho capito, e allora? E allora è capitato questo, io rientro a casa e trovo mia moglie incinta. Senta, dottoressa, la moglie era incinta quando è tornata a casa, cosa ne pensa? Dunque, pensiamo che era incinta quando è tornata a casa? Era incinta? Certamente. Ecco, e allora? Allora vuol dire che era incinta? Allora, vai avanti col discorso. Allora, come stavo dicendo, sono tornato a casa e me la sono trovata piena, praticamente pringia. Ecco, e allora? E allora ho chiesto spiegazione a mia moglie. Ma cioè lei era più tempo dei 9 mesi consueti che mancava, che era emigrato? 3 anni. 3 anni. Sì, e il bambino ci aveva quasi due anni, insomma, praticamente. Ah, quindi diciamo che nei tempi non ci rientriamo, Non ci rientriamo malamente. Cosa ne pensa, dottoressa? Secondo me ne penso che sto pensando. Ho capito, vada avanti allora, signor. Allora, stavo dicendo che gli ho chiesto a mia moglie come mai questa cosa che È sua moglie? E lei praticamente ha detto che siccome le avevo mandato una fotografia, Sì? lei dice che ha preso questa fotografia, l'ha baciata e dice che così è rimasta incinta. Ecco, noi giriamo subito il quesito alla nostra dottoressa. È possibile che baciando una fotografia si rimanga incinta? Praticamente diciamo che è possibilissimo, perché no? È possibilissimo, si può restare incinta baciando anche una fotografia, un manifesto o qualsiasi cosa. Ah, ecco, quindi dovrebbe sollevarla un pochettino, signor Aresti, questa confidenza della dottoressa. Sì, però diciamo una cosa, che la fotografia che io le ho mandato Sì? era una fotografia a mezzo busto. Cosa ne pensa, dottoressa Aurora? Diciamo che se la fotografia che ha mandato a sua moglie era a mezzo busto, che probabilmente anche lei ha bevuto latte di vacca e praticamente anche lei è cornuto. Ecco, no, dottoressa, però... Cornuto, disgrazia! Dottoressa, Cornuto! ecco, sfumiamo qua. Cornuto! Speriamo di aver soddisfatto anche questo secondo ascoltatore e andiamo avanti con le nostre trasmissioni. Ma la regia mi fa segno che in questo momento dobbiamo mandare l'ora esatta. A questo proposito, gentili ascoltatori di Radio Bu, vi faccio presente che è qui con noi una nuova annunciatrice, una leggiadra e simpatica fanciulla che risponde al nome di Severina. A te, Severina. A me Severina. Signori, ciao da Severina. Sì, Severina, però non perda tempo, devi dare l'ora esatta, Ci vuole il cucù? No, non ecco il segnale acustico. 3, 2, 1, via. Su, sentite il segnale. Signori, allora, in questo momento Su, di l'ora in fretta. Che ore sono, Severina? di loro in fretta che
Di l'ora! L'ora! Ma come? Di l'ora! Che ore sono? Che ore sono? Guarda di fronte a te l'orologio, Severina, eccolo là, lo vedi? Sì. Oh, guardalo bene e di che ore sono. Sto guardando l'orologio. Che ore sono? No, Severina, ma chi mi ti ha messo in mezzo? Vorrei sapere. Il tecnico. Come il tecnico? Mi ha detto se sarai carino con me, ti farò imboscare e ti farò dire l'ora esatta. Non ho capito, scusa. E io l'ora esatta lo so dire bene. Signori, l'ora esatta. Ma l'ora esatta non devi dire... È l'ora- spaccata. Ma devi dire che ore Se sono. non è spaccata vuol dire che l'orologio vostro non funziona. Ma Severina, guarda, sono le 14:32 minuti. Sono le 14. E 32 minuti. Sono le 32 No, minuti. Spaccando. No, le 14:32! La 14:82. Così va bene? Chi me l'ha messa in mezzo? Ma chi l'ha chiamata qua? Per favore. Signori, io ho detto l'ora. Chi ha orecchie senta, chi non ne ha se le faccia prestare. E l'ora è passata da molto. Vai, Severina, vai. Ciao a tutti con l'orario. Domani sarò ancora qui a dirvi che ore saranno. Mi sembra molto difficile che tu sia qui. Ciao. Sarai qua- Il Ciao. mio tecnico mi aspetta. Vai Severina, ciao. Ascoltatori, io spero che veramente voi vogliate scusare l'intervento di Severina, ma andiamo avanti con un'altra rubrica, che è quella per i bambini, ai quali noi faremo delle domande molto facili e, qualora dovessero rispondere, gli regaleremo un libro di fiabe. Vediamo se il telefono squilla. Eccolo qua, pronto? Pronto? Pronto, ciao, chi sei? Sono Lino. Ah, ciao Lino, quanti anni hai? 9 anni. 9 anni e vai a scuola? Vado e vengo. Ho capito. Senti Lino, lo sai che noi adesso ti faremo un quiz? Se tu risponderai bene ti diamo in premio un libro di fiabe. No, non si vince una motocicletta. No, un libro di fiabe educativo. E cosa me ne faccio? Ma come cosa me ne faccio, Lino? Su, sei pronto? Sono pronto. Allora, Linuccio, mi devi dire almeno il nome di un paio di cose che si portano alla bocca. Un paio quanto? 4, 5, su. Di cose che si portano con la bocca. Alla bocca. Non so. Per esempio, su. Cucchiaio. Il cucchiaio, esattamente, si porta alla bocca. Poi? La forchetta. La forchetta, bravo Lino, stai andando bene. Su. La pesca. La pesca, certamente, bravo, un bambino sveglio ci è capitato oggi. La Poi? susina. La susina, bravo Lino, su un altro solo e hai vinto. La bajour. Come Lino, la bajour? Sì, la bajour. Non capisco perché la bajour. La bajour non si porta alla bocca, Lino. E io dico che si porta alla bocca. Ma come fai a dirlo? Non è possibile. La bajour è una cosa per far luce, non c'entra niente. E io sento sempre mio babbo che gli dice a mia mamma di notte: spegni la bajour che te la metto in bocca. Beata innocenza, assegniamogli lo stesso questo libro di fiabe e andiamo avanti. E andiamo avanti con una rubrica sempre inerente al mondo dei bambini, in quanto è la rubrica che cura ancora una volta la nostra donna Letizia, una rubrica molto interessante di puericoltura. Dunque, la signora Pilloni in Fiusu di Villanova Truncheru ci scrive spiegando che ha gravi difficoltà per dormire il pupo. Upo. Cara gentilissima signora Pilloni, Oni, è Letizia che ti parla e ti vuole spiegare cosa devi fare per fare dormire questo bel bambino che hai. Dunque, prendi un imbuto, Uto, col bambino in braccio, sollevi l'imbuto e glielo metti nel buco della bocca, Oca. Prendi così una bottiglia di whisky e gliene versi diverse gocce fino a arrivare a mezzo litro, che il bambino così dovrebbe prendere una certa sonnolenza e così russare. Se così vedi che ancora non fa, allora sai cosa fai? Ti avvicini dove c'è la cucina a gaso, prendi il rubinetto del Max, quello del Min, tu quello del Max non lo usare, metti al Min, culli il bambino, aumenti un poco di gas e gli metti la faccia davanti e allora vedi che il bambino comincia a prendere una certa sonnolenza fino a russare profondamente e così il tuo caso è risolto, ho risolvito, che dir si vuol, secole dove si puote e boh. Molto bene, grazie donna Letizia, a nome anche di tutte le mamme che l'hanno ascoltata, che hanno gradito sicuramente questi suoi preziosi consigli. A questo punto, cari ascoltatori, le trasmissioni sono terminate. Radio Bu vi ringrazia per l'ascolto e un particolare ringraziamento ve lo danno Benito e Antonello. Ciao a tutti. Ciao.